Un appello al Presidente della Regione Nello Musumeci affinché intervenga e si faccia garante con urgenza per mettere ordine nell'applicazione della legge 545 e per procedere immediatamente al pagamento di tutte le somme dovute ai disabili siciliani e alle loro famiglie. Lo lancia su Facebook il senatore del PD Davide Faraone rivolgendolo al governatore siciliano e concludendo: la pazienza è finita, ricordate il duro faccia a faccia tra PIF e Crocetta? Dopo quella querella, sostiene su Facebook, è stata approvata la legge 545 che prevede per disabili gravissimi non autosufficienti un assegno mensile di 1.500 euro. Sono stati censiti circa 13.000 disabili aventi diritto. Sapete che ancora nel 2018 non hanno percepito un solo euro? Eppure la legge prevedeva che l'autosufficienza scattasse solo dopo qualche mese dalla sua approvazione. A distanza di oltre un anno ci sono ancora oggi 13.000 persone e le loro famiglie che aspettano quell'assegno di dignità. Dalla Regione fanno sapere che è colpa della burocrazia. Prima si è dovuto attendere l'approvazione della finanziaria, poi che le ASP aprissero un conto corrente dedicato alla Banca d'Italia. Finalmente le ASP del 21 giugno hanno in cassa le somme, ma al 1° luglio ancora nessuna segnalazione di qualcuno che abbia ricevuto i soldi sul conto. Queste risorse copriranno fino all'aprile 2018, poi si dovrà attendere un nuovo decreto del Presidente della Regione che possa disciplinare la distribuzione delle risorse da maggio in poi, sempre nella speranza che i burocrati riescano a rispettare una rapida tempistica e sblocchino i pagamenti.